la Fiorentina un po' sottotono o è stata la Roma che ha costretto la Fiorentina, voglio dire, a giocare poco, secondo lei? Ma io toglierei anche un po' sottotono. Siamo stati in balia della Roma e questa è una cosa che mi deve far riflettere molto, perché sull'aggressività, sull'intensità della gara che stava disputando la Roma avremmo dovuto rispondere con altrettante situazioni determinate, e questo non è successo. Questo non è successo. In 4 anni non mi sembra di ricordare una Fiorentina così nel primo tempo. Magari poi perde la partita, la perdi perché l'avversario è più forte, però nel primo tempo non siamo stati Fiorentina, siamo stati in balia della Roma. Questa è una riflessione che dovremmo fare e cercare di capire il perché. Perché noi avremo una stagione importante, avremo molte partite, e quindi la riflessione in questo momento posso fare che magari certi giocatori a livello nervoso fanno fatica a reggere la pressione di tante partite. Sicuramente lei ha visto la Roma a Basilea, oggi si è trovata in un'altra realtà. Temeva questo? Assolutamente sì. Quando ieri in conferenza stampa mi ha detto troviamo una squadra di campioni ferita, tireranno fuori solo l'orgoglio ma l'aggressività, quindi sapevamo di trovare una Roma molto aggressiva, dovevamo soltanto rispondere colpo su colpo, anche se magari per 10, 15, 20 minuti il calcio che non piace a noi, però è un calcio che fai capire all'avversario che ci sei, invece noi siamo stati lì. Fatto analogo molto vicino a quello che quando la Roma era a Firenze, che voi venivate da contestati e poi vincessero la partita. Sì, però a me non piace il discorso che quando la squadra viene contestata, riesce a dare qualcosa in più. Noi siamo dei professionisti, abbiamo una serietà, dobbiamo comunque essere sempre pronti ogni partita. Poi gli errori tecnici ci stanno, ma da un punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'intensità, il giocatore non dovrebbe mai essere rimproverato. Come lo valuta allora questo lei? Lo valuto che devo fare un'analisi molto approfondita, capire, domani impareremo con i ragazzi, capire del perché di questo, e come è successo anche l'anno scorso siamo tornati a casa dopo un 3-0 della Lazio, mi sembra, e da quel momento la Fiorentina è stata una Fiorentina completamente diversa. Buonasera. In considerazione che voi siete una buona squadra che si ispira, comunque segue il suo allenatore, che punta molto sul gioco, e con qualche campione, pensa che qualche campione che c'è nell'unici della Fiorentina non sta dando il massimo e non sta aiutando quelli che sono buoni giocatori a esprimersi al meglio? Ma se mi fa un nome rispondo a chi si riferisce. Muto. Allora, è abbastanza semplice. Adria sta attraversando un momento particolare della sua vita professionale, non solo, e quindi noi umanamente lo capiamo e cerchiamo comunque di essergli vicino. Deve avere la consapevolezza che è un momento così, il grande campione deve rendersi conto che non ha una grande tranquillità, però si sta allenando bene, è solo questione di tempo, cioè non so come dire, ti devi abituare a questa situazione. Se ti abitui allora reagisci da campione, altrimenti diventa difficile. Però secondo me devi lavorare molto sulla consapevolezza, che certe volte magari certi giocatori non sono consapevoli di quello che stanno facendo. Questo non è riferito ad Adria, ma in generale. Bene, grazie. Grazie a lei.